Lei sapeva che prima o poi la ammazzava, perché è così, purtroppo. Una tragedia annunciata, quella dell'omicidio di Maria Luisa Bazzo. L'anziana 87enne viveva nella paura. Le discussioni con il figlio Ippolito Zande Giacomo erano sempre più frequenti, a testimoniarlo anche i vicini di casa, che spesso sentivano le urla dell'uomo uscire dall'appartamento al terzo piano del condominio Castello di via Einaudi. Il disagio psichico del figlio era noto. Maria Luisa però cercava di proteggerlo, tenendolo a casa. Ma lei, secondo me, noi gli abbiamo detto ancora, non era in grado di poter seguire queste cose qua, perché lì ci vogliono degli specialisti, delle persone competenti. Lui doveva prendere le medicine sempre, sempre. Se non prendeva le medicine lui dava di matto. E quando lui commetteva quei tiri là, lo ricoveravano e stava lì sedato, faceva la terapia dovuta con le dottoresse, i dottori, e poi quando era un po' che si riprendeva veniva a casa. Dunque la signora viveva un po' nella paura, nel terrore che il figlio le potesse fare del male. Sì. Con la morte del padre, avvenuta un mese fa, la situazione si era ulteriormente deteriorata. I litigi fra madre e figlio si erano intensificati. Maria Luisa Bazzo aveva gestito per anni l'albergo Belvedere a Auronzo di Cadore, paese d'origine di suo marito. Al figlio avevano aperto un bar per cercare di aiutarlo, impresa che non era andata a buon fine. Lui una volta aveva gestito anche il bar San Martino Corneliano, tantissimi anni fa. So che beveva. Sì, ma non era proprio cattivo dire il vero. Ma... Sì, una cosa così non se l'aspettava nessuno. No, nemmeno io, a me l'ho saputo adesso stamattina, nemmeno io pensavo che una cosa del genere, veramente.